ma era soprattutto qui. Cosa dice il canto di Deborah? Dopo la battaglia vinta contro il generale sardo Sisera. Si lamenta perché Dan non ha partecipato alla battaglia, non solo Dan, anche Aser. Dice, perché Dan sta sulle navi? Ma come? Una tribù ebraica che sta sulle navi, ma siamo pazzi. Ma sono raccoglitori di olive, pecorai, quello che ci avete sempre raccontato. Non è così. Il regno del nord, il regno di Israele, non il regno di Giuda, il regno di Israele era composto per la maggior parte delle tribù di popoli del mare. Issachar erano Sacalasa, ad esempio, abitavano ad Azor, ma Dan abitava ad Acco. Ad Acco stanno scoprendo ceramiche sarde, accumuli. Acco è San Giovanni d'Acre, l'ultima rocca dei Templari, perché io appassiono dei Templari. Ma abbiamo altro, perché a Dor e a Biblos, aggiungo, chi c'era a Dor? C'erano i Jeker. Ma non lo dico io, lo dice addirittura uno scritto egizio, il poema di Venamo, che è ambientato a Dor, dove questi guerrieri piombano nell'ufficio del re di Biblos dicendo no, la roba aspetta a noi, perché c'era un egiziano che doveva comprare dei pali, non so che cosa, lo costringono a pagarli, ma dice ma mio padre non li pagava, tuo padre non si comportava così, no, adesso le cose stanno così e tu paghi. E quindi i Jeker dicono no, il viaggio aspetta a noi. È vero che il re di Biblos cosa dice? Vabbè, non toccate l'ospite finché è nel mio territorio, fuori fate come volete, cioè non si oppone a questi Jeker, anche perché lui stesso probabilmente era Jeker, infatti si chiama Jeker Baal, quindi la presenza dei Jeker era lì, in questa città che si chiama Dor, e Belezet si insediano qui, lo sappiamo, la Pentapole e altre popolazioni. Quindi la storia continua da queste parti, vedete lo scenario, il regno di Israele e di Giuda e Palestina, e ce ne sono quasi tutti. Sisera e gli altri sono questi, stabilimento. Si parla delle navi di Tarsis, ma le navi di Tarsis la Bibbia spiega bene. Allora, non partivano solo da Acco, inizialmente partivano da Acco, ma quando Davide conquistò il porto di Aqaba, quello che si chiama Aqaba o Elat, quello di Nord Arabia per capirci, e partivano da lì per i viaggi di Ofer, stavano 3 anni fuori, portavano piume di pavone, roba esotica, come animali così, eccetera, no? E quindi la Bibbia dice che i ministri di Salomone stavano a bordo per controllare tutto. I ministri di Salomone stavano a bordo, tanto immagino i marinai di quelle navi che guardano i ministri di Salomone cacciando sanima prima di mare, eccetera, però dovevano controllare. Quindi Salomone si affida a qualcuno che faceva già quei viaggi. Erano le navi di Tarsis. So se questa parola è vero che qualcuno dice era Cagliari, era in Spagna, non ce ne importa niente, forse era in Spagna, era in Sardegna, era Cagliari, era a Tarsus, come volete, però le navi di Tarsis erano roba nostra, roba dei popoli del mare, probabilmente soprattutto dei Sciardani, per esagerare. E io vi ho accennato ad Enea prima, guardate un po' questo tragitto, seguite questa linea rossa che va, no? In un attimo ve lo dico. Questo è il viaggio di Enea, descritto da Virgilio. Praticamente sono i viaggi che i popoli del mare fanno, i viaggi di ritorno dell'VIII secolo che fanno tutti i popoli del mare di nuovo verso l'Occidente. Ma dov'è l'assurdità di Virgilio e di altri che hanno scritto su Enea? Enea fugge da Troia, Enea è troiano, Enea fugge da Troia nel 1200, tanto non era troiano, era Dardan, ma non è pesante. Ma se fugge da Troia nel 1200 e poi fa in tempo a salutare una certa Didone o Elisa che sta fondando Cartagine e non si è limitata a salutarla solo, Cartagine a scuola ce lo ricordiamo quando è stata fondata, o lo devo dire io, 815 a.C. Cioè Enea o chi per lui ci ha messo 400 anni per fare questo viaggio, non mi pare, insomma, se vai in America prima, quindi è una bella cosa. Cioè in mezzo c'è questa residenza dei popoli del mare lì nella Siro-Palestina e zona, e avviene il ritorno. Vedete che ci sono tutti, partono, forse gli unici che rimangono sono i Pelezet, i Jeker torneranno a casa adesso. Certo che dico che i Jeker tornano a casa, sono gli Spartani,
Esiste, documentata anche dalla Bibbia nel libro dei Maccabei, una lettera di un re spartano che scrive a tre sacerdoti di Gerusalemme dicendo: guarda che noi siamo della stessa stirpe di Abramo, spartani e ebrei, in questo caso quelli che sono rimasti, però voglio dire, perché? Perché gli spartani venivano da dove? Sono i Gecker. Il Lico, probabilmente i Lucani o i Liguri, non so, gli Eneti, i Turci sono gli Etruschi, i Dardani sono quelli di Enea, i Sardana lo sappiamo, i Libu sono quelli che rifondano Cartagine, che si chiamava Carchedona, non si chiamava Cartagine neanche Cartago, ma Carchedona, Dona. E i Sacalasa che sono i circoli. Torneranno le antiche città, questa è una città, qualcuno di voi lo sa, è una scoperta di Leonardo Melis, qualcuno adesso, ma la conoscevamo, certo che la conoscevamo già, mio nonno aveva le capre lì vicino, caprai ci sono ancora, quindi qualcuno avrà visto, ma nessuno aveva pensato, anzi la cosiddetta scienza ufficiale, per tornare sempre sul tasto dolente, diceva che sulla Giara, diceva e dice, sulla Giara non ci sono insediamenti, tant'è vero che questa città non viene riconosciuta e questa statua, per il momento solo questa, è stata scalpellinata per cercare di portare via la faccia, perché sono statue in basalto che pesano quintali e è difficile portarle via. E tornarono ad abitare queste città e li stettero fino a un certo punto, costruendo delle cose strane in Sardegna con le cose che avevano visto, quindi rivisto le zigurate, le piramidi, le pagliare che sono in Puglia, ma non solo, sono anche alle Baleari, e ci sono anche in Sardegna. Questa l'ha scoperta ancora una volta Leonardo Melis, ma è una neviera. Una neviera, signora, sa cos'è una neviera? No. Allora, la neviera, ad Arizzo c'erano dei barones che avevano sul Pianargento, avevano queste fosse da cui emergeva un cumulo di pietra, dove conservavano la neve d'inverno per fare sacra pigna d'estate. Non c'era l'elettricità, i frigoriferi non c'erano, quindi il ghiaccio no. Quindi le neviere sono quelle. Peccato che questa neviera, oltre ad essere di una forma spropositata con tanto di tolos all'interno, è a livello del mare, è a Sassari. Però è una neviera. E questa invece non è una neviera, ma è un protonuraghe. Cioè questa è una ziggurat a 7 scaloni. Scoperta da Leonardo Melis. Adesso basta con le scoperte di Leonardo Melis che ci hai angustiato. Ed è così, cioè lì c'è un signore che ha una porcilaia, non fanno entrare nessuno perché ci ha dato l'ex sovrintendente capo della sovrintendenza di Cagliari e Sassari col comandante del nucleo speciale dei carabinieri per dire al sindaco basta, perché io intanto avevo fatto in tempo a pubblicare un video su Violina dell'esplorazione di questa, è una ziggurat a 7 piani e non può essere un protonuraghe come hanno dichiarato loro, perché intanto è costruita sopra un uraghe. E poi vedete, allora questa è una foto degli anni 50, la gente di Pozzo Maggiore la domenica andava in gita, dopo, come si faceva allora? Stava a Sillara, no? Stava in posti, perché io ho conosciuto la mamma della persona che mi ha segnalato il sito, un geometra, un ingegnere di Pozzo Maggiore. Questa signora non è sul costone di un uraghe, altrimenti cadrebbe. Questa.